di raccontarvi cosa sono stati questi 2 anni dei giovani democratici, non perché penso che voi non facciate parte dei giovani democratici, ma perché penso che voi abbiate una visione sicuramente parziale della cosa, in quanto determinate decisioni e scelte che ci sono state a livello regionale probabilmente non le conoscete perché nessuno ve le ha comunicate. Molto semplicemente, quindi la mia presenza qua, tra l'altro mancando mezza giornata a lavoro e dovendola recuperare un sabato sera, sicuramente, però io ci tenevo a partecipare proprio perché non volevo che ci fosse una ricostruzione parziale, anche perché con tutte le persone che ho avuto il piacere di parlare, Andrea compresa, mi pareva di capire che la ricostruzione avesse delle sfumature se non altro bizzarre. Allora, mi sono fatto dei piccoli appunti per riguardare il discorso di Angela, però vi racconto le primarie da dove nascono. Le primarie nascono nel 2007-2008, quando il Partito Democratico nasce dallo scioglimento del PD, dei DS e della Margherita. Dopo l'elezione di Petroni a segretario ci fu un anno intero dove le allora giovanili di partito, quindi la sinistra giovanile e i giovani della Margherita, non si sciolsero ufficialmente e continuarono le loro funzioni. Chiesero in più occasioni al segretario di partito Petroni di poter ufficializzare una giovanile all'interno del PD. Petroni rispose con una famosa frase, non so se voi la conoscete: o primarie o vi spengo la luce. Quindi si accettarono le primarie e si facevano le primarie partendo dal CPN, il Comitato Promotore Nazionale, che era esattamente la fotocopia delle 2 dirigenze nazionali dei giovani della Margherita e dei giovani della sinistra giovanile. Di conseguenza sui livelli inferiori, quindi quello regionale e quello provinciale, ci fu più o meno la stessa cosa, ossia una spartizione tra le 2 parti, ex sinistra giovanile e ex Margherita, dei posti nei comitati promotori. La prima cosa sbagliata che dice Ambra è che il CPR non si scioglie al momento delle primarie, ma si scioglie bensì dal regolamento, quindi una cosa che si può provare, non una cosa che io vi sto dicendo e che nessuno vi potrà dimostrare, ma una cosa che anche voi trovate su internet, si scioglie nel momento in cui convoca l'assemblea regionale. Quindi, non essendosi mai riunita l'assemblea regionale, di conseguenza il CPR sarebbe ancora oggi legittimato a parlare in nome e per conto della costituente giovanile. Cioè, per farci un'idea, facciamo le primarie, il CPR non riunisce la commissione e di conseguenza non si stabilisce una data. Una parte del CPR, indignato, scrive anche dei documenti, consultabili anche questi, chiedendo all'allora commissario Passoni la convocazione dell'assemblea. Purtroppo Passoni, impegnato in ben altre questioni più importanti, cioè rimpiazzare Cabras, per intenderci, fino ad arrivare alle elezioni di Sircalai, non diede molta importanza alla giovanile. Arriviamo ai giorni nostri. I giorni nostri iniziano in realtà 6 mesi fa, non è che Raciti arriva in Sardegna il giovedì 17 luglio e decide di punto in bianco di fare un coordinatore improvvisorio. Raciti all'indomani delle elezioni di Silvio Rai lo chiama per complimentarsi e gli chiede un incontro dando la disponibilità a lavorare per la creazione della giovanile. A questo primo incontro ne segue un'altra formula di Silvio Rai per l'ufficio di Fausto Raciti e dopodiché Fausto riscrive un'altra mail dicendo la situazione è veramente grave, non abbiamo ancora nulla di ufficiale, ci serve la giovanile e Silvio risponde facciamola subito dopo le elezioni. Veniamo convocati una prima volta nei giorni immediatamente seguenti al primo turno delle ultime elezioni provinciali e qualche giorno dopo veniamo richiamati per dirci che la riunione è salta perché i tavoli provinciali hanno degli enormi problemi e richiedono la presenza di tutta la segreteria regionale che deve essere dislocata nei vari posti dove avverranno i ballottaggi. Quindi arriviamo fino all'ultima convocazione effettivamente fatta il 15 per il 17, però con una convocazione seppur verbale che ci diceva tenetevi pronti perché subito dopo il ballottaggio dobbiamo rivederci.